Fantasma in castello. Regia Dario Belfiori. Montaggio Massimiliano Montis. La notte è la nemica di Cagliari, ne uccide i colori, ne appiattisce i rilievi, ne ottundi i riflessi. La città solare è spettacolare al mattino, la notte perde il vispo madrino, si fa mal sicura, muore nel buio della notte. Salendo al castello ci si chiude in un mondo ormai perduto e si vive di ricordi di vecchie leggende e malinconiche storie che mugolano tra i vicoli stretti e i portici gelidi dell'antico castello, nei quali trovano dimora volti eteri e sembianze ultraterrene, che ad un tratto si fanno cosa viva e reale. Le storie di castello sono tantissime, i vecchi castellani raccontano altre storie particolari e c'è una storia che interessa i notabili di castello. Narrano che quando si incontra un cane per strada bisogna portargli rispetto perché si incarnano le anime vaganti. Ecco perché poi si porta rispetto ai cani che si incontrano per strada la notte in castello. Parole queste di un uomo gobbo con l'aspetto distinto che raccontava queste dicerie ai bambini di castello, che poi spariva nel nulla. Una delle tante storie che si raccontano in castello, che forse è una anche delle tante leggende che si raccontano, è quella del misterioso folletto. Nel dopoguerra tante famiglie erano disagiate per il calo economico del dopoguerra, e allora a render loro felici ci pensava il misterioso folletto che poneva nella forretta sacchi di monete. Ma il misterioso folletto avvertiva implacabilmente: la badi non du contare nessuno su nunca, e se il padrone di casa contravveniva a questo divieto non avrebbe trovato nulla. Ma i veri fantasmi sono quelli di nobili, aristocratiche figure, e quelli di povera gente, umile e sconosciuta, e quelli di quanti caddero sotto le bombe del 43, laddove le rovine sono ancora aperte, alla luce meno pietosa, sotto un cielo che si fa improvvisamente largo. E forse è in questi paurosi vuoti che sanno di macerie e di morte che terrorizzano il castello.